E bella a tutti ragazzi, qui è Rischi di Farlo, ben ritrovati sul mio canale. Siamo qui di nuovo su SmackDown di Comic Day e quest'oggi faremo un cage match con The Rock, con le mosse finali settate al massimo, contro no, quando sono le più stars create, contro Christian, anche lui mosse finali settate al massimo. Andremo a WrestleMania. Sì, ho comprato tutte le arena perché non c'avevo niente da fare e giochiamo. Bella a tutti, eccoci di nuovo nel ring. Subito noi che con il rock bottom mettiamo Christian al tappeto. Volevo dirvi che intanto stiamo cercando di uscire, che volevo portare sul canale una nuova serie che tratterà che cazzo abbiamo già vinto. Fantastico. Comunque dicevo, volevo portare sul canale una serie che tratterà di PES 2012. Intanto facciamo una vincita perché non si può vincere così. Una serie che tratterà di PES 2012 e che aveva intenzione di portare un video ogni 2 giorni, un video, prima un video di wrestling e un video di PES 2012, se questo scuola permettendo, perché sì, ecco. Intanto lo stiamo prendendo di santa ragione per Christian, mamma mia, attenzione Christian, e ci fa la mossa finale e siamo KO e vediamo se riusciamo a batterlo e ce la facciamo. È caduto attenzione The Rock, no, The Rock non fa niente, all'angolo, attenzione DDT, mamma mia, inverted tornado DDT e qua Christian mi sa che va a vincere. Troppo semplice il cage match in questo gioco, infatti abbiamo vinto sia io che lui e faremo un'altra rivincita per vedere chi vince. Vediamo se vinceremo noi con The Rock, Dwayne Johnson, oppure vincerà di nuovo Christian. Speriamo che dire un pochettino di più le contro. Vediamo. Eccoci subito il voto e subito rock bottom. Attenzione, boom! Christian si è lasciato sul tappeto. Vediamo sull'angolo. Monsul! Non è andato a buon fine. Christian ci farà la mossa. Poni nella schiena da parte di Rocky. Attenzione, vince 100 del ring. The Rock, Stunner e rock bottom. Christian è danneggiato al corpo giallo, ma si difende di nuovo. Si difende. Pugno. Attenzione, Irish Whip, piccolo drive. E ci seguiamo la sua switch. Fantasticoso. No, alzati, e muoviamo la cella e bam, Christian cade. Rock bottom, la terza, sì, e possiamo dire che il match non è vero, potevamo dire che era concluso, invece no, è concluso, non adesso perché si batte in terra. Attenzione, la forza di Christian, però attenzione Christian, dopo di nuovo però
bottom. E mi sa che stavolta abbiamo vinto. Abbiamo vinto, sì. Abbiamo vinto e scappiamo dalla... Oddio, molto! È andato male. Mamma mia The Rock. Mamma mia The Rock, cosa ha fatto? Attacco dalla cella. Qui lo stiamo distruggendo il suono di Rock Bottom. E cos'è? Tanto di The Rock. Solo per... serie di pugni. Attenzione, serie di pugni. Voglio... Ah! No blow da parte di Christian e subiamo la sua inverted tornado di DD. E se perdiamo adesso giuro che mi arrabbio e non poco. No 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 no, ma porca puttana. E niente ragazzi, abbiamo perso. Intanto The Rock continua a correre come un coglione. Vabbè, spero che questa news e che i video vi siano piaciuti. Se vi sono piaciuti lasciate mi piace, iscrivetevi e condividete. Da Eris è tutto e ci vediamo nel prossimo video. Bella!